Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Emergono nuovi elementi sull'omicidio di Lauretta Toffoli. Ieri l'avvocato per Giorgio Bertoli, difensore di Vincenzo Paglialonga, indiziato del delitto di Via della Valle, ha depositato in procura una relazione che potrebbe aprire nuovi scenari, in particolare sulla presenza di estranei alla palazzina nel momento dell'omicidio. Allora sentiamo il consulente della difesa e di Samson, esperto di scena del crimine. Nella relazione sono riportate quelle che sono state alcune tracce, presunte tracce ematiche, che la criminologa dottoressa Pontoni ed io abbiamo in qualche modo testato per la verifica. Si tratta di tracce che sono state rilevate, una sulla porta dell'ascensore posto al secondo piano, quindi adiacente all'appartamento dell'omicidio, e invece 3 tracce distinte sulle scale nella parete a ridosso del pianerottolo del primo piano e quindi dell'appartamento di Paglialonga. Le 4 tracce sono state attestate con il reagente Combur, hanno dato una positività 3 tracce, quindi è stata esclusa quella della porta dell'ascensore al secondo piano. Le altre 3 sono state parzialmente assorbite e repertate per eventuali decisioni che la Procura della Repubblica vorrà prendere in merito. Si dovrà eseguire il test del DNA per stabilire se sono appartenenti a persone che magari vivono nella palazzina e riconducibile a degli eventi prima del delitto o subito dopo. Le presunte tracce ematiche, se appartenenti a persone, si dovrà stabilire se sono estranee agli eventi oppure possono avere una correlazione con il delitto. Una grande emozione, una festa che ha toccato il cuore di tutti, la definiscono così i primi cittadini di Marano Lagunare e di Prepotto, l'esperienza della 19ª tappa del Giro d'Italia che ha visto partenza e arrivo nei loro territori. Siamo stati al centro del mondo per un giorno, la definisce così l'esperienza del Giro d'Italia il sindaco di Marano Lagunare Mauro Popesso, 2 giorni dopo in cui la sua comunità ha vissuto la partenza della 19ª tappa. Un evento unico per Marano che resterà nella storia, ma la cosa che più mi ha colpito, commenta il primo cittadino Telefriuli, è stata l'emozione, la commozione vista negli occhi dei maranesi. È stata una festa che ha toccato il cuore. Popesso traccia un bilancio più che positivo, 2000 le persone dello staff del Giro d'Italia che hanno raggiunto Marano Lagunare. Impossibile trovare una camera negli alberghi della zona, tutto sold out, con ristoranti già prenotati da settimane. Circa in 10.000 si stima il totale degli appassionati della Carovana Rosa che hanno raggiunto la località, e per questo il sindaco Popesso, visto il successo della giornata, ringrazia la regione, i volontari della protezione civile, il comitato di tappa e in particolare il patron Enzo Cainero e Giuseppe Bazzana che ha seguito i dettagli della partenza. Una grande promozione anche per il territorio di Prepotto. Vedere la mia Castelmonte così trasformata è stato commovente. Le parole del sindaco Maria Clara Forti. Un grazie va a tutta la macchina organizzativa e alle associazioni del mio territorio. Speriamo in un nuovo passaggio, commenta il primo cittadino, e magari la prossima volta brinderemo con il nostro schioppettino. Si è svolta a Premariacco la commemorazione dell'eccidio avvenuto il 29 maggio 1944, quando 26 patrioti italiani furono impiccati dai nazifascisti. Il 29 maggio 1944 26 ostaggi dei nazifascisti furono prelevati dalle carceri di Via Spalato a Udine per essere successivamente impiccati a Premariacco e San Giovanni al Natisone. Da quella volta questo eccidio ingiustificato viene ricordato dall'ANPI alternando ogni anno la sede della commemorazione tra i 2 comuni sede dell'eccidio. Quest'anno è toccato a Premariacco fare gli onori di casa, con il sindaco Michele De Sabata che guarda con amarezza i combattimenti oggi in corso in Ucraina. Purtroppo nel 2022 siamo ancora a parlare e vedere di questo, lo vediamo in Russia in questi giorni, lo vediamo in Ucraina ovviamente in questi giorni. Qua è stato fatto un eccidio punitivo, addirittura il tedesco dà ordine di impiccare queste persone non per punirle loro ma per dare un esempio di terrore alla gente. Purtroppo oggi per noi è una giornata triste perché vediamo che non è servito a nulla il sacrificio di questi nostri concittadini. Momento più toccante della celebrazione è la posa delle corone di alloro nel punto esatto in cui è avvenuta l'impiccagione. Presenti anche le autorità dei comuni di Tavagnacco e Corno di Rosazzo che piansero anch'essi le loro vittime. Qui non si tratta assolutamente di fare nessun tipo di rivendicazione, si tratta di ricordare quello che è stato, di ricordare perché è importantissima la memoria.
ricordare quello che è stato assolutamente, perché questo non possa più succedere. È stata inaugurata a Tolmezzo la nuova sede del Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia, che sarà di supporto al lavoro delle tante associazioni dei 28 comuni della Carnia. È stata inaugurata la nuova sede di Tolmezzo del Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia, che si trova nel palazzo, che è anche sede dell'Infopoint di Promo Turismo FVG e delle aule didattiche del Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani. Anna Raspar, animatrice territoriale per la Carnia Valcanale Canal del Ferro, ha sottolineato come questa sia una vera e propria sede dove le associazioni possono trovare il consueto supporto, ma soprattutto incontrarsi e collaborare. Il CSV da tempo lavora in un'ottica di rete con le associazioni di questo territorio, la comunità montana e le amministrazioni locali. Hermes De Crignis, presidente della comunità di montagna della Carnia, afferma che parlare di associazioni significa prima di tutto parlare di persone che vogliono dare una mano. Questo spazio sarà di prezioso supporto al lavoro delle tante associazioni dei 28 comuni della Carnia. Silvia Cotula, dell'Associazione Oncologica Alto Friuli, ha definito questo servizio un vero e proprio presidio del territorio. Operativo su 5 sedi regionali, Pordenone, Trieste, Udine, Gorizia e Tolmezzo, il Centro Servizi Volontariato FVG conferma quindi il suo fondamentale impegno al fianco delle associazioni e delle amministrazioni locali, anche nelle zone della montagna friulana, per la costruzione di una comunità solidale e viva. Cambia volto la piazza principale di Pertegada. Il consigliere regionale Maddalena Spagnolo ci spiega come. Abbiamo progettato un nuovo centro per Pertegada, è finanziato con contributi regionali. Una parte è stata già realizzata perché una volta c'era un vecchio cinema che è stato abbattuto e adesso procediamo a giugno con i lavori del secondo lotto, che consentirà di apportare sostanziali modifiche ad una piazza, renderla assolutamente più piacevole, più ordinata, come merita questa importantissima località di Latisana. Alle sue spalle c'è il mercato che verrà poi spostato da questa parte. Sì, ma lo spostamento sarà veramente di poco e consentirà anche di servire meglio anche lo stesso mercato, di renderlo più usufruibile. Ed ora andiamo a Butrio, a Villa di Topo Florio, per il concerto dei Fado, un quartetto portoghese. Estratto note fado, genere di musica popolare tipico dalla prima metà dell'Ottocento delle città di Lisbona e Coimbra, con nome che deriva dal latino fatum, destino, ispirandosi al tipico sentimento portoghese della saudade, per raccontare temi di emigrazione, lontananza, separazione, dolore e sofferenza. Il fado è riconosciuto dal 2011 dall'UNESCO come patrimonio intangibile dell'umanità. In sala consiliare di Villa di Topo Florio a Butrio, il genere ha tenuto banco nel concerto annuale dedicato dal 1996 alla figura di Fabrizio Durì, primo presidente del Folk Club Butrio, associazione culturale che dalla fondazione nel 1990 si dedica alla promozione della musica popolare, etnica ed acustica internazionale attraverso concerti, seminari ed altre iniziative in Regione Friuli Venezia Giulia. Organizzato in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura di Butrio, il Fabrizio Durì 2022, presentato dal presidente del Folk Club Butrio Marco Miconi, ha richiamato pubblico da grandi occasioni per un quartetto portoghese con una stella del fado e beniamino del pubblico, il cantante Carlos Leitao, che assieme al fratello Enrique, virtuoso dell'originale chitarra portoghese, e dal bassista Carlos Menezes, hanno presentato un ospite molto speciale da Lisbona, Sofia Ramos, attrice, ballerina, virtuosa del pianoforte e cantante, ritenuta una delle voci più recenti nel mondo del fado. Si è conclusa la stagione del progetto Dai e Vai, che ha coinvolto studenti degli istituti Marinelli, Zanon e Stringer e ragazzi della comunità del Melograno in attività ludiche e sportive. Nato nel 2006, il progetto Dai e Vai ha vissuto un'altra stagione, dando ancora opportunità agli studenti delle scuole superiori cittadine di cooperare e fare esperienza attiva nel campo dell'inclusione sociale. Con un momento di festa ed integrazione, il progetto si è concluso nella palestra della scuola media Giambattista Tiepolo di Udine. I ragazzi della comunità del Melograno e gli studenti degli istituti Marinelli, Zanone e Swinger si sono ritrovati tutti assieme per un pomeriggio di attività ludiche e sportive. Intanto diciamo che vengono principalmente per assolvere le ore di alternanza scuola-lavoro, poi si ritrovano in questa realtà e per molti è una scoperta,
perché noi siamo abituati sia a parlare dei diversamente abili, dei ragazzi non abili, però poi quando ti ritrovi a contatto, in questo momento diciamo ludico, alla fine ti rendi conto e conosci questo nuovo mondo, perché è un mondo che noi non conosciamo, che rimane sempre ai margini della società. Il segreto per una vita migliore è, come dire, dare una mano a chi ha bisogno. Lo abbiamo fatto già come progetto biennale, dando questo segnale anche al territorio che comunque ci crediamo e che continueremo a investire su questo progetto. Abbiamo iniziato tardi l'attività purtroppo per il Covid, però ci siamo divertiti tantissimo e abbiamo fatto divertire tutti quanti, abbiamo anche stretto dei legami anche profondi, si vede proprio che abbiamo fatto un percorso di crescita personale. Giovane in rampa di lancio italiano, abile nel valorizzare i talenti, disposto ad accettare un contratto annuale. È questo l'identikit dell'allenatore ideale per l'Udinese. Il profilo di Andrea Sottil risponde a tutti questi requisiti. Non solo, è anche un ex, conosce bene l'ambiente, è stimato dalla piazza e, dettaglio da non trascurare, ha sempre tenuto rapporti cordiali, diretti con la famiglia Pozzo. Manca l'ufficialità, ma dovrebbe essere lui il prossimo allenatore dell'Udinese. L'annuncio dovrebbe arrivare a ore, Ascoli permettendo. L'ex difensore infatti è legato ai marchigiani da un altro anno di contratto e deve prima liberarsi per poter nuovamente abbracciare, questa volta da tecnico, la causa friulana. Noi siamo in chiusura, ma ritorneremo in diretta con il telegiornale a partire dalle 19. Grazie per l'attenzione, buona giornata.